Ben ritrovati, oggi si va a Bugerru. Il comune di Bugerru, piccolo comune di poco più di 1000 abitanti nella provincia su Sardegna, è famoso per la forte estrazione mineraria che c'è stata nel territorio del XX secolo e soprattutto per i cosiddetti fatti di Bugerru del 1904. Ci vediamo alla fine del video. Se siete a Cagliari, andare a Bugerru è molto facile, dovete prendere la strada statale 130 per un'ora e mezza e poi alla fine, una volta arrivati nel Sulcis Iglesiente, superati Iglesias, dovete cominciare a fare un po' di curve. Ne varrà la pena perché vedrete dei panorami bellissimi. Secondo le storie, il primo abitante di Bugerru sembrerebbe fosse stato un certo René Jacomy, incaricato di controllare la spedizione di legname e del carbone per conto di una società francese. Il piccolo borgo già nel 1877 si era già sviluppato come un villaggio di circa 2000 abitanti, dove erano già presenti negozi, scuole e una chiesa. Con la successiva scoperta di giacimenti minerari vennero aperte gallerie e pozzi, per volere dei dirigenti francesi che controllavano il territorio. Oltre ai dirigenti provenienti dalla Francia, nel paese erano presenti tutte le rappresentative delle regioni italiane. C'erano piemontesi, lombardi, emiliani e toscani, e ovviamente i sardi. Ed è proprio per la presenza di culture diverse che il paese di Bugerru non possiede forti tradizioni sarde, e la sua principale caratteristica è quella di essere una somma di 1000 memorie.
Era il 4 settembre del 1904. I minatori di Bugerru, come vedete da questa targa, inscenarono una protesta contro la proprietà della miniera, che mandò l'esercito per sopprimere la rivolta. Tutto si concluse con un bagno di sangue. Morirono 3 operai. Alla fine dell'Ottocento, Bugerru contava circa 6.000 abitanti ed era diventata una vera e propria cittadina, tanto da essere soprannominata la piccola Parigi. Possedeva l'ospedale, che vantava un servizio di farmacia, 2 sale di ricovero e soprattutto l'energia elettrica. L'assistenza era riservata ai dipendenti delle miniere, anzi, esclusivamente agli uomini. La chiesa dedicata al patrono San Giovanni Battista è in stile neoclassico. Ricorda un tempio greco. Questa è dotata di campanile. Le sue campane furono fatte suonare per la prima volta nel 1882 da 2 francesi, Messier Boudriol e Jean Jacomy. L'ufficio postale invece esisteva a Bugerru dal 1 di giugno 1879. A Bugerru, oltre ai vari servizi, si dava spazio pure all'arte ed allo spettacolo. Fu costruito il teatro Perrier, che divenne un luogo di recite, feste e anche di serate danzanti. Nell'Ottocento fu costituita la banda musicale e in occasione delle feste si esibiva per le strade del paese. Nel settembre del 1904 a Bugerru ebbe luogo una tragica rivolta che costò la vita a 3 minatori. La causa scatenante di questo sciopero fu la modifica degli orari di lavoro. La società mineraria reintrodusse il rientro anticipato al lavoro, che era di fatto l'orario invernale, che comportava una sosta di 2 ore prima del rientro pomeridiano. Nel 3 settembre del 1904 i minatori si presentarono al lavoro un'ora più tardi, secondo l'orario estivo, ma solo dopo la minaccia del licenziamento da parte della direzione inscenarono una protesta. Il 4 settembre giunsero i soldati, che dopo 7 ore di marcia da Iglesias presero alloggio nella falegnameria, dove alcuni operai, non scioperanti, stavano preparando l'accampamento. I minatori si sentirono traditi e dalla folla in rivolta si levò una sassaiola, sempre più fitta, cui i militari risposero sparando. Lo scontro a fuoco causò la morte di 3 minatori, Montici, Litter e Pitau, mentre i feriti furono 11.
grazie di essere arrivati fino alla fine di questo video, e da qui da Bugerro io vi saluto, vi ricordo di mettere like al canale e soprattutto cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. In descrizione trovate il Linktree e il link per entrare a far parte della community dei nuragici, e a questo punto al prossimo video, a Sibiri!